Tra mare e montagnis, la vaste planure furlane e sparnizzate di tanti piccoli paesi pal plui duc di antic stampa agricol e tal comune di vicinins, donge palme, e la frazione Gris. Gris al ven nomenat per prime volte in un document dal 1229 e il nome al diven di une antiche parole todesce Gries, che al vuol di Glerie fine Savalon. Lì a Gris, in quest paesut di riunde contadine, è une antiche eglesiute che ha tutti gli parets sfodradis di frescs dal 1500. In regione un gioiel unic. Stante ai studi fatti in questi ultimi anni dai professori Marchetti e Bergamini e dal maestro Ciso Venuti, parares che la glesieute è stata restaurata e fresciata tra il 1523 e il 1531. Dopo des invasions turchis, sono venuti a più ripresi de seconde parte dal 1400 e dopo dal devastante Taramot dal 1511. Dopo l'orrendo periodo passato, tor dal 1520, aveva di essi state una buone prospettive di vita e di una vigna in crescita se la glesiute è stata adornata con siffatti spituris. A int di Gris di che volte tante religiose, ma che non sapeva né lei né scrivi, per imparare i coventave la figuris che a spiegarsi in maniera clara, anche se crude, la storia dal Vecchio e dal Nuovo Testamento, che duc i predis a insegnavano a dottrine. Stante i studiosi sono nominati, i freschi sono espressione di un tipo di arte di stampo popolare e dilettantistic, ma fatti con una estensione pittorica sicura. Non si sa cui che sono gli autori di queste grandi opere d'arte, ma stante a es filosomies des figuris a far pensare ai discepoli dall'artista Gaspare Negro o di Sophie Arseni, ma anche la possibilmente dal Tanner. Sotto la guida sicura di Signor Sergio Ciani, anin allora a cialà i freschi dal Cinzent de glesiute di Sant'Andrea di Gris. Te paret ciampe a son li figuris dal Vecchio Testamento. Dio al crea il cielo e la terra. Di une queste di Adam, Dio al crea Eve. Il peccato originale. Adam e Eve tal Eden. Li suffiartis di Cain e Abel. Cain al cope Abel. Tubal Cain al cope Cain. Chi è la storia di Noè? L'agnul al vise Noè dal diluvi. Noè al fas costruì la arche. Lis besti si mettin in salf. La arche sulla mont Ararat. La fin del diluvi. L'agnul e la vit segnal di vite. Noè sbeleat dai fis. Noè al benedissi il fi che non lo ha sbeleat. La Madonna cui Sans Gregori e Cristoful. Te parete drete a son lis figuris dal Nuovo Testamento. La nascita di Cristo, la presentazione al Templi, la fuide in Egitto, la buine samaritane,
la resurrezione di Lazzaro, la ultime cene, il tradimento di Giude, la flagellazione, Crist si chiarie de cross. De parete di miez e la figura de vite di Sant'Andrea. Sant'Andrea al pare via i lovs. Al voris un frut. Al ven processat. Il sommo artueri. Malats e strupiats dopo sua morte a supplichi in guarigione. Dal soffitto dal coro alle Crist che al resuris contornata dai Sans, Ieroni e Ambros, Gregori e Augustin, Laurinc e Florian, San Zorz e altri Sans di devozione. I offerenze di Gris dal 1531 con loro plevan, San Nicolò e San Vit, Cristin Mandule e San Marc. In basso si vedono i 12 apostoli. Vedo che ha 2 tre e 2 segni. Che è successo? Sì, è successo che queste qua, le parole poste sul paese, Dall'arc trionfal a mies bust a son Lisantis, Luzie, Agate, Barbare, Cecilie, Dorotee, Catarine, Marie Maddalene e Apollonie. così anche che sa, sono tutti stati rimasti in e parte vengono messe nell'arco trionfale. Dopo quando In bande dall'arc a son Sant'Antoni e San Gotthard. Parsore dall'arc è una grandiosa crocifissione, un di qua e un di là l'agno Gabriel e la Madonna de Annunciazione. La facciata interna è parzialmente occupata dal giudizio universale contro un Cristo che è al giudice. Sotto è il purgatorio contornato de Madonna e trops di agnoi. Di che altre bande de stesse pareti, sotto di un Juan Battista in zenoglat, il diavolo Lucifar è figurato con tanti segni scrudis che riguardano il trattamento dai denaz. Dal 1606 Agostino Bruno, il vicario generale dal patriarce, in una visita pastorale aveva giudicato questi figuris ossenis e aveva ordinato la loro distruzione in 3 dies, pene la interdizione d'eglesie. Gli abitanti con furbizie idero in qualche man avon depenze di Chialzine, salvando così i freschi che dal 1933, dopo una giusta pulizia e restauro, sono tornati a rivivi con tutti il loro antico splendore. La figura del diavolo è spaventevole e fa capire bene, sì, quale che è la sua funzione dall'inferno dai danaz. Ma gli soparis d'arte avan preseadis per quel che sono e soredut quel che rappresentino. Mandi!